Bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora è isteria nel campo delle anime belle per il clamoroso flop di Italia Plurale, che poi vuole dire Italia Islamica, la lista che ha partecipato alle elezioni comunali di Monfalcone, che ha come Gran Visir Abubakar Soumahoro, lo ricordate, no? Candidato con Fratoianni e Bonelli, il paladino degli ultimi, dei dannati della terra, che poi si è scoperto in realtà era molto meno paladino e usava molto più strumentalmente la questione dei migranti per motivi molto più prosaici, tant'è che gli stessi Fratoianni e Bonelli sono stati obbligati a indicargli l'uscita del loro partito. Lui era l'ispiratore, appunto il candidato a sindaco era il senegalese Bou Konaté. Voi sapete che a Monfalcone c'è una presenza massiccia di comunità straniere, soprattutto bengalesi, di religione e cultura islamica. Ci sono delle vere e proprie enclavi culturali e antropologiche, pensiamo solo alle ragazze mandate a scuola col velo integrale in barba a qualunque prassi e valore anche della nostra cultura. Ebbene, questa lista non è andata male, si è proprio schiantata, nel senso che si è fermata al 2,94% e quindi il signor Konaté non siederà nemmeno in consiglio comunale. Una disfatta totale che ci ha fatto titolare sul nostro sito Maometto si è fermato a Monfalcone. Ebbene, oggi non la mandano giù, ovviamente, perché questa lista era la speranza, no, di tutti i multiculturalisti, di tutti i buonisti, di tutti gli innamorati dell'altro, di tutti quelli che praticano quella che il sociologo canadese Bourcoté chiama utopia diversitaria, cioè appunto il culto acritico di tutto quello che non è nostra cultura, di tutto quello che è altro. Se poi, come dire, è un altro islamico, l'innamoramento è doppio, e quindi oggi non ci si dà pace di questa disfatta e si registrano reazioni surreali. La prima è quello dello stesso Soumahoro, il padrino, diciamo, del progetto politico. A Monfalcone abbiamo detto ai nostri figli che non dovranno portare il gravoso fardello dei diritti limitati, ma che sono liberi come tutti di sognare e diventare ciò che desiderano. Sì, non sappiamo se lo sono anche le figlie che mandano a scuola col velo integrale, non sappiamo se siano libere di sognare e diventare tutto ciò che desiderano, tendiamo a dubitarne. Ma poi la, come dire, inversione definitiva di Soumahoro, ringrazio coloro che hanno creduto in questo progetto, è una vittoria. È una vittoria. Pensate se era una sconfitta. Diciamo che Soumahoro non conosce il valore aureo del silenzio, soprattutto in sede di comunicazione politica. C'è poi la reazione francamente scomposta dell'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche Italiane, il cui presidente Yassin Lafram cosa pensa bene di fare commentando le elezioni di Monfalcone? Pensa di prendersela contro il sindaco uscente, l'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint, di seguito alla sua illuminata analisi del voto. È il risultato di una campagna elettorale che ha saputo intercettare le paure e le insicurezze di una parte della popolazione, sì, una parte, circa il 70%, alimentando un clima di divisione e contrapposizione. Sì, a nostro giudizio la contrapposizione la alimenta chi mantiene in Italia, in un territorio che appartiene alla Repubblica Italiana, delle pratiche, dei costumi, dei comportamenti contrari, contrapposti, opposti alla cultura e a volte alla legge italiana. E poi l'attacco diretto a Cisint. La sua mediocrità politica è stata evidente nel suo approccio divisivo e nel suo fallimento nel promuovere una vera integrazione. No, mi scusi Presidente, Cisint ha invece promosso esattamente una vera integrazione, cioè Cisint ha sempre detto l'integrazione è integrazione all'interno dei nostri valori, all'interno delle nostre leggi, in primis la Costituzione italiana.
che non prevede, per esempio, che la donna sia subordinata all'uomo, o che la confessione d'appartenenza si faccia politica, che il peccato si faccia reato. Ha promosso una vera integrazione, nel senso che ha sempre incentivato l'integrazione attraverso il lavoro, la scuola, il riconoscimento reciproco, ha sempre combattuto la resa culturale, ha sempre combattuto la sottomissione a altre pratiche, ha sempre combattuto il perseguimento di comportamenti o illegali o chiaramente appartenenti ad altre culture e ad altre latitudini. Però la reazione più bizzarra, diciamo, e anche un po' più contrariata, la vediamo oggi in prima pagina sulla Stampa. Non è di qualche esponente della comunità islamica, è della firma della Stampa Mattia Feltri, il commentatore che in prima pagina tiene il suo buongiorno quotidiano, che arriva anche lui, parliamo di un collega valido e spesso non ideologico, a una conclusione però paradossale. Scrive Mattia Feltri: l'ex sindaco Cisint è felice di aver rimandato al mittente la lista immigrata, ma dice rimane un problema di islamizzazione. Sì, più che Cisint lo dice la nostra contemporaneità in tutte le città d'Europa. In ogni caso, continua Mattia Feltri, quello che Cisint però non coglie è che presentandosi alle elezioni la comunità si è inchinata alla legge laica italiana e sarebbe dunque stato meglio che la lista andasse bene, cioè era meglio che Italia Plurale andasse bene, era meglio che la lista Cunate Sumoro andasse bene, una lista che è stata ambigua sulla poligamia, un candidato che ha mostrato spesso, a proposito di patriarcato, un approccio alla donna, compreso a giornaliste che andavano a intervistarlo, fortemente patriarcale e misogino. Una lista che non era affatto chiara sul riconoscimento dei valori della Costituzione, delle leggi italiane, era meglio che andasse bene, scritto in prima pagina sulla Stampa da Mattia Feltri. Capite che la disfatta del partito islamico li ha mandati veramente in confusione. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle